Buongiorno cari amici di Io Compro Siciliano Chef, benvenuti nella mia cucina. Buon sabato 18 dicembre, siamo veramente a ridosso del Natale e come tutti i siciliani il countdown al Natale è Santa Lucia. Oggi siamo alla vigilia di Santa Lucia, quindi tante tradizioni, tanti piatti, tanti modi di vivere questa bellissima festa di una santa che viene celebrata in tutto il mondo. Io mi trovo a Siracusa oggi, quindi per me la tradizione di Santa Lucia significa cuccia in cucina, mentre per moltissimi amici, soprattutto dalla parte del palermitano, significa arancina femmina. E allora oggi puntata dedicata a queste due tradizioni che si uniscono, ma non lasceremo indietro anche il nostro benessere. Quindi io comincio con la prima tradizione, che è quella appunto di celebrare la nostra Santa Lucia un po' a 360 gradi. Quindi chiedo alla mia amica Elena Romano di entrare a fare compagnia e a spiegarmi un po' di cosine. Abbiamo 12 oggi. Elena? Ci sono? Mi sentite? Ci sei? Sì, ci sono. Buongiorno, allora io ho un problema di audio, non sento Elena, se per favore risolviamo questo problema, il bello della diretta, ho un problema proprio di non ritorno, quindi non la sento. Io con Elena vorrei parlare delle sue escursioni, delle sue zingarate, perché Elena è una guida turistica e si occupa negli ultimi tempi di street art. Che ci sia qualche riferimento anche a Santa Lucia. Io ce l'ho Siracusa, togli il microfono ambientale. Che vuol dire? Prima mi... No, Elena, ci siamo. Ah, mi sentite? Ok. Sì. Ottimo. Allora, io sono siracusana tanto quanto te e quindi sento la tradizione. Cascoccia. Come? Cascoccia. Sì, sento insomma questa tradizione sicuramente molto forte. Mi ricordo proprio da bambina che il giorno di Santa Lucia era il giorno in cui si seguiva la processione e poi si ritornava a casa, non si seguiva tutta perché eravamo piccoli, e si faceva l'albero di Natale a casa dei nonni. E naturalmente io sono un po' una guida fuori dalle righe, ecco, che mi proietto sempre in cose più moderne, amo le novità, per quanto la street art non è una novità, ormai è una forma di arte ben radicata. E a Siracusa si cominciano a vedere le prime opere. Una di queste, che ci parla proprio della nostra santa, della nostra patrona, è un'opera realizzata al quartiere Mazzarrona, in via Algeri in particolare, eccola qui, che ritrae una Santa Lucia molto molto moderna, la vedete con questa t-shirt a righe, molto moderna, quindi una ragazza, una di noi, ecco, se insomma ci diamo un po' da ragazze, no? Con questo capello sciolto e questa quaglia in mano, e ci riporta la quaglia in mano ad una iconografia abbastanza inclusiva, perché con questa quaglia in mano questa Lucia moderna ci racconta non solo del miracolo, proprio ci dà il gancio per parlare appunto del miracolo della Santa Lucia delle Quaglie, che è la seconda festa legata alla nostra santa, che appunto si festeggia a maggio, ed è Santa Lucia e Quaglie, giusto? Poi voglio dire, apro e chiudo parentesi, per noi siracusani qualsiasi oggetto volante è una quaglia, è vero o no? È sempre di un quaglia, ma perché c'è anche una ragione, secondo me, proprio oggettiva. Ortigia, ortix, vuol dire quaglia. Vista dall'alto sembra una quaglia ortigia appollaiata, e quindi ecco che si può veramente, partendo da questa iconografia, da questa immagine, parlare di mille cose, e la guida in generale fa in questa maniera, ecco, trova dei ganci e parla di tradizione, ma in più io mi proietto in un mondo un pochino più contemporaneo. Questi artisti vengono
da Torino, è un trio torinese che si chiama Truly Design e si occupa insomma di arte urbana dal 2007, pensate, quindi insomma è un trio abbastanza radicato. Diciamo che non è stato il primo approccio alla urban art a Siracusa, perché già c'era stato qualche tempo prima un momento artistico importante nella zona di Viale Teocrito, non so se avete presente, un po' più avanti del Museo Paolo Orsi, andando verso il quartiere appunto della Borgata, davanti all'Istituto Santa Maria c'è proprio un grande murales che rappresenta ancora una volta qualcosa che parla molto della nostra città, che è appunto Alfeo Aretusa, realizzato da Alice Pasquini in arte Alice. Insomma, Elena, diciamo che anche a Siracusa la street art sta cominciando a vedersi. Io oggi ti ho invitato di proposito perché tu ti sei un po' specializzata negli ultimi anni in questi tour, e quindi volevo dire ai nostri amici di Io Compro Siciliano che ci seguono, che oltre a vedere, diciamo, i monumenti che forse, diciamo, proprio noi siciliani conosciamo in profondità, possiamo vedere anche le moderne sfaccettature che le nostre città ci possono offrire. Chi volesse contattarti può contattarti nelle tue pagine Facebook e Instagram per avere dei dettagli su tuoi tour appunto legati alla street art, ma non solo. Tu sei anche una grande camminatrice e io oggi ho anche un altro ospite a cui sono molto legata, perché tu sei un escursionista e lui ha inventato un nuovo modo di tenerci in forma e anche di darci consigli, che è Pippo Sicilia, che ci sta aspettando per entrare in live. Io ti ringrazio per essere stata qui con me oggi, ti auguro ti do un affettuoso abbraccio e ti auguro un felicissimo Natale, che il nuovo anno sia migliore, che tanto lo sarà sicuramente, di questo 2020. Alessia, un detto siracusano è: più scuro in mezzanotte non può fare, quindi da ora in poi sarà tutto a venire qualcosa di buono e ne sapremo insomma cogliere l'essenza, e faccio gli auguri a te, a tutte le persone che insomma ci hanno seguiti, e un abbraccio. Grazie Elena, un abbraccio a te e famiglia, a presto! Cari amici di Io Compro Siciliano, come vedete, forse anche per il mio lavoro io organizzo street food tour e lezioni di cucina, quindi collaboro spessissimo con le guide turistiche, quindi amo il loro lavoro, che spesso si intreccia con il mio. Ma il mio lavoro si intreccia anche con quello del dottore Pippo Sicilia, che è un nutrizionista specializzato appunto nella nutrizione del corpo umano e soprattutto degli sportivi, quindi io lo invito spesso per darci dei consigli per restare anche in forma pur mangiando durante le feste di Natale. Pippo, come stai? Bene, grazie, buongiorno a te e a tutto il gruppo Io Compro Siciliano. Buongiorno e benvenuto nella mia cucina. Oggi ho fatto un po' la monella, penso, perché la ricetta non è proprio dietetica e quindi ti chiedo intanto di perdonarmi, ma vediamo se riusciamo a renderla un po', diciamo, un po' più light insieme, perché come dicevo con Elena, la tradizione vuole che per Santa Lucia qui in Sicilia vengano mangiati la cuccia e le arancine, e quindi io oggi proporrò un'arancina a modo mio con i prodotti che mi caratterizzano di più in questo momento, perché vivendo in campagna ho tante verdure, vivendo a Palazzo Lacreide posso utilizzare i prodotti a base di carne di suino nero siciliano, e quindi sto combinando un po' le due cose, sto facendo un po' la birichina
Io qui ho due bellissime zucche, già una l'ho tagliata e per motivi della diretta l'ho già messa in padella a dare una accotturata, cioè l'ho messa in padella con un po' di acqua e olio per farla un po' stufare. E poi ho qui questa salsiccia buonissima del Presidio Slow Food del suino nero. Ho già bollito del riso e così mentre tu mi spieghi se questa combinazione potrebbe dare un attimo un senso un po' più light all'arancina, io vado a preparare un po' tutto. Assolutamente, certamente, anche perché tu sei bravissima. Mi hai stimolato tantissimo con questa combinazione dell'arancino fatto con la zucca e con la salsiccia appunto del suino nero di Palazzola Creme. In realtà io ho sentito molto spesso questo sorta di campanilismo, chi deve chiamare arancino, arancina, eccetera, no? Ottimo, perfetto. E dunque io proporrei attraverso questo canale, bellissimo canale, l'arancino mediterraneo fatto da Alessia, così mette d'accordo l'arancino e l'arancina, il cultore dell'arancina e l'arancino. Ma sai, io ultimamente ho risolto questo problema perché logicamente lavorando spesso con ospiti stranieri lo chiamo rice ball, quindi palla di riso. Ecco, voglio dire, metterebbe la pace un pochettino a tutti, però purtroppo lo dobbiamo chiamare arancino, arancina, palla di riso, pare un po' brutto, però ecco, io oggi proporrò un'arancina, un arancino a modo mio, e quindi adesso vado ad aggiungere alla zucca che, come vi dicevo, ho tagliato a dadi, ho messo in una padella con un po' di acqua e olio per fare stufare e vado ad aggiungere un po' di salsiccia per far cucinare la salsiccia e poi comporre il mio arancino. Sto cercando di aggiungere meno grassi possibili perché già diciamo la salsiccia viene prodotta con una parte di grasso, la tolgo dal budello così ve la faccio vedere un po' meglio questa parte di insaccato. E poi vado ad aggiungerla in padella. Questa è una ricetta molto antica, Pippo, sì. Infatti adesso ormai è Presidio Slow Food da qualche anno e viene prodotta con veramente ingredienti semplicissimi e solo da 7 produttori, che sono carne del suino nero, degli Iblei, finocchietto selvatico, peperoncino e vino rosso e sale. Questi sono tutti gli ingredienti che si trovano all'interno della salsiccia. Quindi io la vado ad aggiungere in padella e ti do spazio per spiegare un attimino se questa ricetta può essere bilanciata già così oppure se devo aggiungere qualcosa per bilanciarla un po' meglio. Per me va benissimo perché praticamente tu pensa nell'immaginario collettivo, facciamo questa premessa, la salsiccia è un alimento grasso, in realtà se la salsiccia viene confezionata con la carne del suino nero, con uno studio effettuato dall'Università di Messina è stato dimostrato che proprio la carne del suino nero ha meno grassi saturi e più grassi omega 3, omega 6 che sono importanti per quanto riguarda la nostra salute e la nostra nutrizione, e dunque quando tutto ciò si combina in modo magistrale con le tue capacità culinarie, con la zucca, ecco che esplode il meccanismo di salute al 100%, perché la zucca, un ortaggio pieno di grande virtù, è calmante, è antiossidante. Pensate che nella zucca ci sono anche delle sostanze particolari, la cocurbitina, che aiuta un processo antinfiammatorio sia per la prostata che per l'apparato genitale e urinario in generale, sia maschio che femmina. Dunque parliamo di due alimenti che già combinati assieme hanno delle proprietà nutrizionali importanti. Certo. Mi ricordo la frase bellissima, importantissima, alla quale tutti ci spieghiamo, di Ippocrate: lascia che il cibo sia la tua medicina, che la tua medicina sia il cibo. L'arancino mediterraneo fatto di Alessia diventa una sorta di farmaco perché è in grado di nutrire, ma anche di prevenire alcune patologie che potrebbero essere appunto
anche l'insonnia, perché no? Perché la zucca coincide con la serotonina, che praticamente viene segreta dal nostro corpo, grazie alla quale poi si dorme meglio. E dunque, vedete come la combinazione di certi alimenti in realtà mette in moto. Insomma, poi diciamo che anche quando si hanno davanti delle festività lunghe come quelle natalizie, soprattutto da affrontare in Sicilia, diventano ancora più lunghe rispetto alle altre regioni italiane, è bene combinare, diciamo, dei prodotti anche più leggeri per affrontare, diciamo, le ricette tipiche siciliane un po' con più leggerezza, ecco, sicuramente. Io ho aggiunto in padella, non so se prima lo avete potuto vedere, ancora un po' di acqua per appunto cercare di sgrassare il più possibile la salsiccia, e non ho aggiunto ancora sale. Questo perché nella salsiccia spesso e volentieri diciamo c'è già del sale che potrebbe andare ad insaporire già anche la nostra zucca. Quindi prima di andare ad aggiungere il sale io preferisco assaggiare e vedere un po' se la nostra zucca ha assorbito un po' di sale da parte della salsiccia. Guarda, secondo me questa combinazione sarà veramente buona dentro la nostra arancina. Quindi io assaggio. Ti dirò, per me che mangio con poco sale è abbastanza buona già così, però sicuramente non garba a tutti questa dolcezza estrema della zucca con la poca sapidità della salsiccia, quindi io consiglio sempre di assaggiare per poi aggiungere oppure no il sale all'occorrenza. Quindi dato che queste arancine me le vado poi a mangiare io insieme alla mia famiglia, io preferisco lasciarle così per essere un po' più leggere. Io ho poi cucinato il riso in modo, perché voi lo sapete, le arancine sono nate come piatto per riciclare il risotto un po' dei giorni precedenti, quindi io ho utilizzato del riso arborio e l'ho cotto in poca acqua, non in tantissima acqua, in questa pentola, e poi al momento della cottura quasi ultimata ho spento la pentola e ho aggiunto il sale. In questo modo il riso già sarà abbastanza compatto e quindi non sarà più necessario andare ad aggiungere farina o uova all'interno del riso che andiamo ad utilizzare per comporre le nostre arancine. Quindi il mio ripieno è pronto e possiamo andare a già comporre l'arancino. Allora, io vado ad utilizzare ovviamente tipo gli ingredienti classici per poter panare la nostra palla di riso gourmet alla mediterranea. E quindi io vado ad utilizzare l'uovo e il pangrattato, però se voi diciamo avete problemi di salute e non potete utilizzare l'uovo o molte uova nella vostra alimentazione, potete usare o soltanto l'albume montato a neve per poter panare dopo l'arancina, oppure semplicemente dell'acqua. Io per fortuna ancora problemi di salute non ne ho e quindi uso la ricetta classica di mia nonna. Perciò prendo un uovo e lo vado a sbattere. Nel frattempo ho preparato la friggitrice dove ho messo per friggere, perché Pippo te l'ho detto che oggi faccio la monella, le vado anche a friggere queste arancine e ho messo dell'olio di semi di girasole. Sono troppo, Monella? No, assolutamente, assolutamente, anche perché già hai detto delle cose molto importanti, tipo appunto il consumo del cloruro di sodio, che deve essere assolutamente basso. Pensa che l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di consumarne 4-5 grammi al giorno. Noi 40 grammi nella nostra tradizione purtroppo la mettiamo solo nella cottura della pasta e dunque siamo già a rischio, tant'è che poi condiziona il nostro stato di salute questa
abitudine sbagliata di consumare eccessivo sale. Bene, allora guarda anche il riso cotto, scusami se ti interrompo, guarda il riso cotto in questo modo, rilasciando l'amido appunto durante la cottura, non ha bisogno di aggiunta né di farina né di uova proprio all'interno del riso, quindi basta pallottolarlo in questo modo e già abbiamo la forma della nostra arancina bella e pronta. Quindi adesso vado a schiacciare il nostro riso. Vi consiglio sempre di bagnare un po' le mani prima di toccare il riso. Io in questo momento lo sto toccando che ancora è un po' tiepido, però ecco, se vi bagnate le mani i chicchi di riso e poi l'arancina si spiccicheranno in modo più semplice. Quindi Pippo, riprendiamo il nostro argomento. Sì, in realtà, come ti dicevo, ottimo il fatto di mettere poco sale e poi già vedi nella salsiccia c'è il sale, nella zucca si mitiga questo piccantino eventualmente delle erbe aromatiche della salsiccia con la dolcezza delle zucche e poi quando lo vai a passare sulla pangrattato, io lì aggiungerei esattamente un po' di farina di semi di zucca. Così andiamo ad aggiungere al pangrattato un elemento importante che si coniuga con quello elemento che c'è all'interno. Dunque diventa una comunicazione interna ed esterna all'arancino virtuosa di nutrienti che a loro volta dialogano. Questo progetto... Allora, io dato che sto andando a fare un'arancina gourmet, quindi non è né al burro né al ragù, vado a dare alla forma della mia arancina una forma ovale, in modo tale da non entrare in contrapposizione né con quelli che vogliono arancino mascolo a Catania né con quelli che lo vogliono a Femmina a Palermo, ma lo vado a fare ovale, così appunto diventa un'altra cosa e quindi né arancino né arancina, ma appunto un piatto gourmet diverso da poter servire durante il nostro Natale. Lo vado a panare e così lo vado a completare, lo vado a cucinare. Senti Pippo, ma se io in questo arancino o arancina vado ad aggiungere un po' di formaggio, vado a rompere un po' tutti gli equilibri che ho mantenuto fino adesso, o possiamo fare quest'atto di golosità? Pippo non mi risponde, quindi forse abbiamo qualche problema di linea. Io nel frattempo vado a friggere la mia arancina dentro l'olio di semi di girasole e lo vado ad immergere. È importante per avere una buona frittura, vi ricordo, di friggere sempre in modalità immersione totale, perché deve essere il cibo che viene fritto, se viene immerso totalmente dentro all'olio, quindi friggiamo sempre in abbondante olio e mai in pochissimo olio, perché in questo modo il cibo verrà sigillato dall'alta temperatura dell'olio e cucinerà correttamente senza assorbire molto olio e diventare grasso dal gusto un po' nauseabondo. Pippo, sei di nuovo con me? Sì, perfetto. Non so perché che cosa è successo, è venuta fuori meno la connessione. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Io ho inserito nella friggitrice la nostra arancina gourmet. Ti avevo chiesto se inserire del formaggio per poi avere il classico formaggio filante è un atto troppo goloso oppure ce lo possiamo permettere. Assolutamente no, è un atto che possiamo permetterci anche perché penso che si tratta del caciocavallo della nostra Sicilia e dunque a maggior ragione. Io ho proprio qui un pezzo di caciocavallo, però in versione più fresca rispetto a quello stagionato, perché appunto di solito per fare le mie arancine e arancini in casa utilizzo proprio quello. Quindi io adesso vado a tagliare un pezzetto di formaggio perché voglio provare entrambe le versioni e vedere quella che sarà più buona e più golosa.
Come vedete, mia nonna in passato spesso utilizzava la classica provoletta, che però io adesso non ricordo se fosse proprio la provoletta o del caciocavallo fresco. Oggi però possiamo fare delle scelte consapevoli, quindi se dobbiamo fare degli atti di golosità e dei peccati di gola, facciamoli come si deve, scegliendo ciò che mangiamo in modo da poter stare sempre bene con il nostro corpo e in salute. Allora, io ho la prima arancina già pronta, che è quella senza formaggio. Questa è una ricetta veramente che si adatta un po' a tutti, a chi ha problemi di glutine, a chi ha problemi di lattosio, perché se noi andiamo ad utilizzare un pangrattato senza glutine o addirittura un pane già che abbiamo in casa realizzato senza glutine, andiamo a farci il pangrattato da soli, può diventare benissimo una ricetta senza glutine. Per quanto riguarda il formaggio, possiamo toglierlo dall'interno o aggiungere anche una ricotta di capra eventualmente, o del formaggio di capra all'interno, o del pecorino, e potremo mangiare lo stesso il nostro la nostra bella palla di riso senza glutine e senza lattosio. Senti Pippo, ma per quanto riguarda invece la quantità e le calorie, allora quante arancine di queste possiamo mangiare per stare un po' tranquilli con la nostra coscienza? Vabbè, 2-3 arancine si possono mangiare se diventano un pasto. Se diventano che bella un pasto. notizia! Se invece è un contorno o un'aggiunta o una apericena, allora le cose cambiano. Però se io li contemplo un consumo, diciamo, consapevole all'interno della voglia di fare cena a base di arancine, accompagnato con delle verdurine, sicuramente un'insalatina con le arancine potrebbe diventare una cena sfiziosa, senza tanti sensi di colpa. Perché oggi mi stai un po' rincuorando, sai, perché io quando ho cominciato questa diretta ho detto, oddio, adesso certo io sto preparando qui arancine, fritture e cose varie, mi prenderò cazziate infinite dal mio medico preferito, e invece vedi perché sei il mio preferito, perché mi dai sempre belle notizie, e siamo veramente una coppia ben assortita. Bene, bene, mi fa piacere. Allora io metto in cottura anche la seconda arancina, questa è con il formaggio, e quindi vado ad immergerla in cottura. Quindi va bene, io allora, dato che tu hai parlato di apericena, io posso suggerire ai nostri amici di proporre eventualmente, quest'anno mi raccomando, abbiamo un Natale responsabile, altrimenti questa situazione non finirà mai, quindi mi raccomando, vediamoci con parenti e amici in numero ristretto e sempre nelle modalità della sicurezza, in modo tale da poter affrontare poi un periodo più positivo anche dopo le feste. Non facciamo come le cicale, ma pensiamo un po' come le formiche, a conservarci la salute e in salute anche per un periodo migliore dopo il Natale. Vi propongo di preparare magari un po' più dietetiche le arancine da aperitivo, in modo tale da poterle fare magari di più gusti diversi, e al posto di mangiarne 3 grandi ne mangiamo magari 6 piccoline. Che ne pensi, Pippo? 5, massimo 5, dai, facciamo 5. Scegliamo una via di mezzo. Se ce ne mangiamo 3 e le 3 le dividiamo in 2, ma le facciamo anche più piccoline, con 6 già ci siamo. Bisogna vedere l'uno quant'è, perché se l'arancina è grande, ormai mi sono dimenticata pure di bagnarmi le mani, ormai che ci sono devo ballare, perché devo fare le prove tecniche per questo Natale, che insomma noi dobbiamo fare la fame, e già non possiamo vedere la nonna che mi prepara il torrone, la cuccia e cose varie, poi dobbiamo fare pure la fame, insomma proviamo la dimensione dell'arancina giusta. Io pensavo 6 di queste. Oh, ok. 5, dai, 5 vanno bene, anche perché se tu ci accompagni la cucina, dove chiedevo per un amico, però il mio amico è sempre super goloso, e quindi chiedevo per un amico se ne facciamo 6, e niente, la cucina facciamo
diciamo per un altro pasto. Se è goloso e poi magari non mangia più niente, perché no? Perché Va poi bene. il problema è la somma che fa il totale, diceva il buon Totò. Per cui non bisogna preoccuparsi delle calorie, bisogna preoccuparsi piuttosto della qualità degli alimenti che ci sono dentro. Per cui Certo. se alla fine la zucca, il trito Allora, guarda, io ci ho messo proprio un dadino di zucca e un pezzettino di salsiccia, quindi vado a chiudere questo arancinetto. Ok. Niente Così. formaggio. E qui Damiano giustamente mi dice niente formaggio. E no, Damiano, ne dobbiamo mangiare 6. Se abbiamo già strappato al dottore 6 arancine, ci mettiamo il formaggio in tutto e niente, ci roviniamo, non ne usciamo più da questa situazione. Ok, invece così già vedi il pangrattato, l'uovo, il pangrattato, la farina di semi, che poi io ti inviterò a comprare e a provare, Certo, vedrai che diventa, non dico, diventa un alimento antinfiammatorio per eccellenza. Dietetico. Un nutraceutico, mentre che mangi ti nutre e ti cura. Bene, sono contenta oggi Pippo di averti invitato perché stiamo dando dei suggerimenti golosi ma anche sani. Quindi sono veramente contenta. Abbiamo parlato della salsiccia Presidio Slow Food di Palazzola Craig, ma io invito tutti a consumare comunque e sempre prodotti locali, quindi se avete una macelleria aziendale vicino casa, se conoscete il vostro macellaio di fiducia che preferisce sempre avere nel negozio animali che vengono allevati in Sicilia, preferite questa grande qualità piuttosto che una bassa qualità e un basso prezzo, perché noi siamo ciò che mangiamo, quindi è importante che stiamo sempre attenti alla qualità anche in questo periodo di feste. Allora io vado a togliere dalla cottura anche la mia seconda arancina mediterranea. La mia pallina ancora deve cucinare qualche momento, quindi la lascio in cottura e vado a preparare un piatto per aprire queste arancine, così da potervi mostrare proprio l'interno. Io ho un altro suggerimento. Dato che spesso le arancine noi le cuciniamo e poi le andiamo a mangiare non subito appena cotte, perché sarebbe impossibile se soprattutto ne prepariamo tante, possiamo lasciare le nostre arancine dentro il forno preriscaldato, in modo tale che la temperatura del formaggio e soprattutto del nostro ripieno all'interno dell'arancino rimarrà caldo e appetibile. Molti preferiscono metterle nel fornetto a microonde. Io non amo questa soluzione, preferisco tenerle in caldo dentro il forno preriscaldato, perché mi sembra un po' che il forno a microonde vada di nuovo a cucinare il mio riso, la panatura, eccetera, eccetera. Invece preferisco mantenere la temperatura calda finché non andiamo a consumare la nostra arancina per la cena. Alessia, gli arancini che hai preparato, ognuno quanto può pesare? Non ho sentito. Il peso di un arancino che hai preparato, quanto potrebbe essere? Ecco il pezzo dell'arancino che ho preparato. E allora, dottore, andiamo subito a vedere. Vedi, io non mi ero preparata la bilancia, perché vedi, sono troppo golosa che vado a pensare al peso, non sono grandi comunque, è un attimino che l'andiamo a pesare e vedere insieme il peso. E allora, guarda, quella senza formaggio è 138 grammi. Ok, allora va bene 2, ritiro la promozione a 3 arancini. No, ormai quello che detto è detto. No, e quello con il formaggio è 149 grammi. Già parliamo di 300 grammi di roba e dunque capisco la qualità, eccezionale qualità, però bisogna fare i conti con quello che appunto poi si va ad affiancare al consumo di 2 arancini. Però, allora, ti svelo un segreto. Io comunque più di una non riesco a mangiarla.
perché appunto l'arancina ha sempre rappresentato nella mia mente un pasto completo e quindi io più di una non riesco a mangiarla. Però è anche vero che se noi vogliamo fare, io adesso l'ho fatta diciamo grande anche per farla vedere un po' meglio ai nostri amici la realizzazione dell'arancino in questo modo, però ecco, se noi andiamo a realizzare più arancine di gusto diverso, le possiamo fare piccole come quelle che di solito vengono consumate durante i party, quindi la metà di questa porzione per poi poterne mangiare anche 3 di gusto diverso. Quella piccolina invece, in cui ho abbondato con la zucca e la salsiccia, è di 36 grammi, quindi abbastanza cicciottella anche questa. Se facciamo 3 per 5, 15, andiamo ad avere la porzione precisa dei 150 grammi, come pensavi tu. Infatti, quella è la differenza, lo fa, anche se poi quando qualcosa piace, tu la mangi in allegria, sei felice di condividere il pasto, come succede a noi, allora non fa mai niente male. Tutto invece diventa negativo se io mangio per tristezza o per riempire un vuoto. Certo, ma io penso che questo Natale, nonostante tutta la situazione, noi saremmo contenti di stare insieme ai nostri amici e parenti, quindi spero che comunque sarà un momento di gioia. Allora, guarda, io vado a tagliare queste arancine e vediamo un po' il risultato. Guarda, a me sembrano golosissime. Assolutamente ottime. Quindi io non è la prima volta che preparo questo tipo di ripieno. Guardate qui, questo è il classico modo in cui appunto l'arancino dovrebbe essere realizzato con il ripieno proprio perfettamente al centro con una leggera crosta di riso intorno, perché così ad ogni morso andiamo a mangiare il ripieno e un po' di riso. Pippo, l'ultima raccomandazione per le nostre feste di Natale, per stare bene in forma, cosa ci raccomandi di fare dopo un grande pranzo di Natale? Dopo un grande pranzo ci sarebbe da fare una bella passeggiata insieme per condividere la natura che ci ha dato tutto quello che noi abbiamo mangiato e poi continuare a gustare la natura attraverso il movimento. Perché devi sapere, cara Alessia, che l'anello mancante di una sana nutrizione è il movimento. Se io mi muovo, già incomincia a mettere in moto un processo virtuoso di nutrimento, perché la cellula incomincia a prendere l'energia dagli alimenti. Se invece io non mi muovo... Prendiamo un appuntamento con una fantastica guida turistica dopo i nostri pranzi di Natale per andare a fare una passeggiata in città e anche, perché no, scoprire le i meravigliosi angoli delle nostre città tutti insieme e passare anche un pomeriggio diverso dal solito. Pippo, io ti ringrazio e ti auguro felici feste di Natale a te e alla tua famiglia, e spero che ci rivedremo presto e che ci potremo abbracciare di nuovo. Un bacio affettuoso e a prestissimo. Ciao, grazie e buona giornata a voi. Ciao. Ciao, grazie mille. Amici di Ocompro Siciliano, oggi la puntata è stata incentrata sulla festa di Santa Lucia e sulle tradizioni culinarie della vigilia e anche del 13 dicembre legati alla Sicilia e a questa santa che viene festeggiata un po' in tutto il mondo. Io con le mie arancine gourmet vi salutiamo e vi auguriamo un felice weekend. Ci vediamo la settimana prossima per una puntata tutta dedicata ai più piccini. Mi raccomando, non mancate, ci sarà un ospite strepitoso e la puntata sarà tutta per voi. Buon weekend!